Stiamo rientrando da Fontanellatto e Brescello. Anche oggi abbiamo condiviso insieme ai nostri soci una giornata veramente bellissima, caratterizzata da tanta allegria, tanta simpatia, tanto calore, tanto divertimento. Oggi con noi è tornato Re Biscottino, eccolo! Sono tornato finalmente e devo dire che ho passato un ottimo pomeriggio anche alla mattina, però il pomeriggio è stato più interessante perché attraverso la ragazza che ci spiegava a Brescello e retroscena dei film di Don Camillo e di Peppone, succedeva che a un certo punto sono saltate fuori delle cose che non si conoscevano, cioè noi vediamo il film finito ma non sappiamo cosa succede dietro, e dietro succedono delle cose strane, perché poi alla fine è saltato fuori che il più simpatico nel film, che Fernandel, era il meno simpatico nella vita rispetto a Cervi, che invece era Peppone. Comunque sono tornato in pista, spero per un po', perché sai come non si sa mai. Come avete visto dalle immagini, veramente siamo un bel gruppo, siamo così l'associazione, come abbiamo detto tante volte, Re Biscottino, che organizza diverse cose per il carnevale e qualcosa anche di diverso, di culturale, proprio perché è un arricchimento per tutti noi. Quindi avrete visto, stiamo proprio bene insieme e dobbiamo ringraziare tutti loro che così simpaticamente ci seguono, e tanti soci qua che sono sempre presenti e sempre disponibili ad aiutarci durante tutto l'anno, veramente lo dico con tanto affetto, rivolgendomi verso di loro, perché sono le persone che mi aiutano sempre, mi danno una mano in quello che noi facciamo, in quello che noi organizziamo, e ricordiamo sempre che è fatto tutto a scopo di beneficenza, cioè quel poco che riusciamo così a mettere insieme è sempre per fare qualcosa di bello per tutta la città, per i bambini, per gli anziani, per gli ammalati, e niente.